Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione del pomeriggio del nostro audio video giornale. Apriamo subito con una notizia tragica che ci è appena giunta in redazione. Tragedia del mare nel pomeriggio a largo di Sistiana per l'affondamento di una piccola imbarcazione nel Golfo di Trieste. La vittima è un uomo di 80 anni recuperato senza vita, si cerca anche una seconda persona a bordo di 50 anni. Sul luogo della tragedia stanno operando i vigili del fuoco di Trieste con il reparto sommozzatori e una motonave, l'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia e la capitaneria di Porto. La barca era in trasferimento da Caorle verso Monfalcone. Adesso andiamo a Udine con un sinistro della strada, incidente con auto ribaltata all'altezza dell'incrocio tra via Gonars e via Selvuzis a Udine. Si tratta dell'ennesimo sinistro che avviene all'altezza di quello che è considerato un vero e proprio punto nero della viabilità udinese. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e hanno aiutato ad estrarre la persona all'interno, preso poi in consegna dai sanitari del 118 e trasferito in prognosi riservata all'ospedale cittadino, dove si trova tuttora, come detto, ricoverato. Disagi chiaramente alla circolazione. Siamo in tema di sinistri della strada. Incidente questa mattina lungo la strada regionale 252, poco prima del ponte sul torrente Torre, nei pressi dello svincolo per Tapogliano, in comune di San Vito al Torre. Una cisterna di proprietà di un'azienda slovena è finita al lato strada ed è rimasta in bilico sul fossato, senza però rovesciarsi. Il conducente, per fortuna, è rimasto illeso. Il mezzo pesante poi è stato recuperato da un mezzo meccanico particolare. Rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Palmanova. Sul posto assieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli. Disagi alla circolazione. Sabato ci sarà, secondo il programma, una manifestazione dei no Green Pass e no Vax in quel di Gorizia, ma subito prende le distanze il primo cittadino Rodolfo Ziberna, il quale lancia per mezzo video questo messaggio chiaro e trasparente. Volete manifestare bene, ma se esagerate, sentiamo Ziberna. Dopo la piazza di Trieste, i manifestanti No Green Pass hanno scelto di aggiungere o di sostituire Trieste anche con la città di Gorizia. Sabato 13 di novembre perciò partiranno dalla stazione ferroviaria per recarsi in corteo verso Piazza della Vittoria. Io ho sempre affermato, noi abbiamo sempre affermato il sacrosanto diritto ad esprimere le proprie opinioni, i propri pensieri, il sacrosanto diritto a manifestare, ma ancor prima vi è il sacrosanto diritto, dovere da parte del sindaco di assicurare la salute e l'incolumità ai propri cittadini, a tutti, inclusi anche quelli che intendono manifestare, ci mancherebbe altro. Gorizia ha una tradizione, Gorizia è una città pacifica, è una città civile che ha ospitato e continuerà ad ospitare tantissime manifestazioni, tanti cortei, ci mancherebbe altro, ma non vogliamo assistere a quelle scene cui abbiamo assistito, che si sono svolte in altre città, ma anche a Milano, scene indecorose, scene vergognose. Addirittura ho visto genitori che hanno messo bambini vicino alle transenne per impedire o rallentare la legittima azione della polizia. Una cosa mai vista prima, inaudita. Ovviamente ci sono delle competenze del sindaco, altre competenze del questore, ma è certo che questo sindaco farà tutto ciò che è nelle sue competenze, tutto ciò che è nei suoi poteri per impedire di assistere nuovamente a quelle scene. I commercianti sono in ginocchio, prima da una crisi, poi dalla Covid. Non possiamo aggiungere ulteriori tragedie alla tragedia del nostro commercio. Non è possibile bloccare il sabato pomeriggio proprio quando ci sono i commercianti che sperano di poter incassare di più in quelle poche ore. Non possiamo assistere a quelle scene di violenze contro operatori televisivi, contro giornalisti della televisione, giornalisti della carta stampata, ai quali va
tutta la mia grande, immensa solidarietà. Perciò quello che spero, il mio appello è che chiunque venga a manifestare lo faccia in civiltà, con educazione. Diversamente questa sarà l'ultima volta che finché ci sono io che vanno in Piazza della Vittoria. Insomma, come diceva un vecchio, anzi come dice ancora un vecchio proverbio friulano, i talmente clare cava in furpa i bocui. Torniamo invece a parlare di cose serie, un aggiornamento per quanto riguarda la notizia di apertura in merito all'affondamento di un'imbarcazione a largo di Sistiana nel Golfo di Trieste, un'imbarcazione di pescatori che era partita da Caorle e doveva raggiungere il porto di Monfalcone. Ripetiamo, purtroppo al momento è stata recuperata una delle due persone a bordo, si tratta di un uomo di 80 anni, si sta cercando anche la seconda di 50 anni in questo caso. Pare che ci sia anche un grado di parentela fra le due persone, ma non vogliamo ulteriormente darvi notizie che poi potrebbero essere smentite. Ripetiamo, purtroppo c'è una vittima, il corpo è stato recuperato senza vita, si tratta di un uomo di 80 anni, si sta cercando con l'ausilio dei sommozzatori del reparto anche delle motovedette, sia dei vigili del fuoco, della Guardia Costiera e della Capitaneria di Porto e l'ausilio anche dell'elicottero arrivato da Venezia, si sta cercando la seconda persona al momento disperso. Chiaramente ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata sul nostro sito friulitv.net. Chiudiamo qui questa edizione flash, grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.